Andrea Rucci, che aspetta il blocco ma attacca dal lato opposto, si ferma, prova un tiro difficilissimo. Fa un favore alla pallacanestro Scendoli che vuole attaccare con un Zanu che fa saltare Pedro Attini e gli segna un canestro bellissimo. La palla in gioco, una furbata di un Zanu per Merella che tiene alle spalle il difensore. Scotta in questa fase, la palla scotta veramente tanto, una palla incredibile, no look. Vuole attaccare Massimone Pilas rischiando il quarto fallo, ruba la palla e permette una semi-transizione per la squadra di casa e ha ragione lui che vuole attaccare subito, cerca lo scarico per Merella, Pelino si arresta da fuori, da 3, tabella Pelino si arresta da fuori, da 3!